appuntamenti di mercoledì 12 agosto, ultimo appuntamento con le giornate dedicate alla prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari dalle 9 alle 12 a Cecagna al Polo Sanitario per le visite gratuite. Entra nel vivo la settimana fliscana a Cogorno dalle 10 alle 12, laboratori nel Borgo e dalle 18 Medioevo nel Borgo nel piazzale della Basilica dei Fieschi a San Salvatore. Ultimo appuntamento di terra, trekking, sentieri, tradizioni, sapori e delle eccellenze locali a Sesti Levante, ritrova alle 17:30 nella sede della cooperativa Olivicoltori Sestresi per l'itinerario tra colline e uliveti, prenotazioni entro martedì allo 0185 47 8530. Eclissi al tramonto sul Monte Bue, ritrova alle 17:40 dalla seggiovia di Prato della Cipolla, Santo Stefano d'Aveto, aperitivo, cene e camminata notturna, informazioni e prenotazioni al 366 422 7837. A Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure c'è Estate con le Stelle a cura dell'associazione Codes e dei servizi bibliotecari, inizio alle 18. Serata di osservazioni con l'associazione Il Sestante a Sesti Levante alle 18:30, appuntamento alla Rosa dei Venti del lungomare per l'eclissi solare. Dopo si sposteranno verso l'Annunziata per vedere lo sciame meteorico delle stelle cadenti. Sul lungomare di Chiavari c'è il Carnevale d'Agosto dalle 19:30, strada chiusa al traffico, stand gastronomici e musica. 49esima Sagra del Minestrone della Croce Verde di Sesti Levante alle 19:30 nella centralissima Piazza Matteotti. Sarà protagonista il celebre piatto affiancato da altre specialità locali. In Piazza d'Arena Lavagna c'è libri in gioco di sera, letture e laboratori per bambini e bambine a cura della biblioteca dalle 20:30 danzando sotto le stelle. Romantic Piano e Candle Night in Piazzetta Portofino, suona Domenico Greco e canta Roberto Minniti, inizio alle 21. In Piazza Caprera a Santa Margherita Ligure c'è il Burraco in Piazza organizzato da Santa in Circolo APS, inizio alle 21. Prosegue sotto il campanile a San Michele di Paganara da Pallo, alle 21 il professor Grado Giovanni Merlo racconta da Frate Francesco a San Francesco alle 21 nel giardino della chiesa. All'oratorio di San Bernardo e Santa Lucia di Santa Margherita Ligure c'è il concerto organistico dell'associazione Rocca Tagliata all'inizio alle 21. Sul Sagrato di San Pietro a Riva di Sesti Levante è in programma una serata di festa con aneddoti, letture, proiezioni, musica, cibo nell'ambito del progetto Riva Ieri e Oggi, tra grandi memorie e germogli di futuro, inizio alle 21:15. Nel complesso di Valle Cristi a Rapallo c'è il concerto jazz The Terry Pollard Legacy con Mattia Niano al piano, Cesare Mecca alla tromba, Gladys Onzabotti al sax, Gigi Maras alla batteria e Andrea Amato al contrabbasso, inizio alle 21:30.